un culto delle donne perché è un momento speciale nella nostra vita e nella nostra chiesa. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo iniziare questo culto, Signore, ringraziando Te, Signore, ringraziando a Tua presenza in questo luogo, ringraziando, Signore, perché Tu sei qui. Ringraziando, Signore, perché noi sappiamo che il Signore ha qualcosa di molto grande e straordinario per fare nella nostra vita, Signore. E per questo io chiedo, Signore, che i nostri cuori in questo momento, Signore, si aprano per Te, Signore. Che la nostra mente, Signore, sia pulita da ogni cosa che ci distrae, ci allontana, Signore, dalla Tua presenza in questo momento. Io so che il diavolo ha un compito di distrarci, Signore. Ma noi, Signore, in questo momento, Signore, chiediamo ai Tuoi angeli, Signore, di concentrare, Signore, la nostra attenzione verso di Te. Concentrare l'attenzione di ogni donna questa sera, Padre. Signore, guida, Signore, il passo di ogni donna, guida il pensiero di ogni donna, guida questo culto. Spirito Santo, Tu hai totale libertà per agire in questo culto, per controllare questo culto, per guidare questo culto. Spirito Santo, vieni e agisci in mezzo a noi, vieni e agisci in mezzo alla Tua Chiesa, vieni, Signore, a parlare con noi, vieni, Signore, a ministrare nel nostro cuore, vieni a guarire il nostro cuore questa sera. Padre, noi siamo doni coraggiosi, Signore, noi siamo doni coraggiosi. Padre, questo è il nostro nome, Padre, e noi non vogliamo, Signore, aver paura, Signore, noi non vogliamo, Signore, essere distratta, ma noi vogliamo essere considerata guerriere da Te, Signore. Noi possiamo, Signore, che il Tuo Spirito Santo possa guardare in noi e vedere in noi donne posizionate e donne guerriere nella Tua presenza, Padre. Ricevi questo culto, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Fai un applauso, Signore. Più forte. Dov'è la coreografia? Coreografia, vieni qua a insegnare. Vieni qua a insegnare. Lei vi insegnerà un passo, perché non si può stare fermi qua. Quindi lei vi insegnerà un passo e voi, dopo, quando c'è questa canzone, ballerete. Vai. Stanno cadendo le mura? Stanno cadendo le mura. Vai. Dio la vittoria ci dà. Ancora, vai. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Ancora una volta, vai, sono. Stanno cadendo? Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Alleluia! Avete imparato? Allora andiamo. Falla sorella che c'è vicino a te, muoversi. Sono circondato dalle mura, però so che presto cadranno. Le palme. Se sente un rumore, tutti insieme, è il suono della mia liberazione. È il suono. È il suono della mia liberazione. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Adesso sono meravigliato dell'opera che Dio ha fatto in me, dell'opera che Dio ha fatto in me. Qui con le mani alzate dichiara testimonio della mia liberazione. Testimonio. Tutta la Chiesa, testimonio della mia liberazione. Stanno cadendo
di Gerico, stanno cadendo le mura. Dio la vittoria. Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Tutti insieme. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Ancora una volta. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Alleluia! Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Stanno cadendo le mura. Stanno cadendo. Sono cadendo. Le mura di Gerico. Le mura di Gerico. Ancora una volta. Stanno cadendo le mura. Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Insieme. Oh, oh, Stanno cadendo. oh, oh, Stanno cadendo. oh, stanno cadendo. Oh, stanno cadendo. Alleluia. Alleluia. Noi dichiariamo, Gesù, che le mura cadranno. Le mura che ci impediscono di adorarti, Signore. Le mura che ci impediscono di alzare la nostra voce in adorazione, Padre. Spirito Santo, ti prego questa sera, Padre, di prendere cura di ogni cuore che è afflitto, triste, Signore, che non c'ha pace in questo momento. Spirito Santo, noi vogliamo cantare a Te, Santo, come gli angeli insieme a noi. Con gli angeli insieme a noi dichiareremo questa sera, Santo. E per dichiarare Santo, noi abbiamo bisogno che il Signore alleggerisca il nostro cuore, la nostra mente, Signore. E ogni peso che noi stiamo caricando questa sera, ogni cosa che ci stiamo portando dietro, ogni cosa, Signore, che ci sta facendo, Signore, rattristare il nostro cuore, cade per terra nel nome di Gesù. Che noi possiamo, Signore, avere la libertà, Signore. Noi abbiamo dichiarato che le mura cadranno e noi crediamo in questo, Signore. Le mura sono già cadute in questo luogo, le mura sono già cadute nella nostra vita, e per questo noi dichiariamo, Signore, che con gli angeli insieme a noi, in una sola voce, noi dichiariamo Santo, Santo e Santo, Santo. Unito alle voci di un popolo che vuole adorare. Facciamo ancora dall'inizio, si aprono i cieli, si aprono i cieli, si sente un suono celestiale. Unito alle voci, di un popolo
Padre, lo Spirito di Dio, Lo Spirito di Dio è libero di muoversi qui. il Padre allegro sta, Il Padre allegro sta di vedere la Chiesa unita ad adorare. Sentiamo la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. si aprono i cieli, Si aprono i cieli, si sente un suono celestiale. unite le voci, Unito le voci di un popolo che vuole adorare. lo Spirito di Dio, Lo Spirito di Dio è libero per muoversi qui. il Padre allegro sta, Il Padre allegro sta di vedere la Chiesa unita ad adorare. Sentiamo la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Gloria alla terra! La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo, una sola voce. Santo Santo, con gli angeli, Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, 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 Santo. con gli angeli, Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, Santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. chiare così, con gli angeli, Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola mettiamo le voci, Santo, Santo, Santo.
Con gli angeli insieme a noi cantiamo una sola voce. Santo, Santo. con gli angeli Insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. con gli angeli Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. La terra canta, il cielo che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora, tutti gridano tu sei Noi abbiamo cantato insieme, noi abbiamo adorato a Dio insieme, ma io vorrei che tu mettessi la tua mano nel tuo cuore in questo momento, prendessi un tempo con Dio, un prezioso momento, un momento solo tu e Dio. Tu lo dici: Signore, io voglio che tu parli con me questa sera. Padre, io voglio che tu parli con me questa sera. Padre, io non ho il controllo di niente. Portaci in un luogo, Signore, dove solo noi possiamo vivere un momento con te, Signore. Lontano da ogni cosa che disturba la nostra mente, da ogni cosa che distrae la nostra mente dalla tua presenza. Un luogo puro, un luogo, Signore, dove noi possiamo sentire la tua voce. Prezioso è ogni momento quando mi incontri. Un altare, Voglio andare in profondità. Prendimi per mano e non lasciarmi andare via. prezioso è ogni momento Quando mi incontri fai di me il tuo altare. Voglio andare in profondità. prendimi per mano e non lasciarmi andare via. portami Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, papà. Io dipendo del tuo amore, senza di te non vivo.
prezioso è ogni momento. Quando mi incontri fai di me un altar. Voglio andare in profondità. Prendimi per mano e non lasciarmi andare via. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà. Io dipendo del tuo amore, senza di te non vivo. Padre, mi hai visto. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, Trasformato. cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove Ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola. Come mi hai visto. Mi hai visto nella tempesta, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre. Mi hai visto. Mi hai visto Nella tempesta, liberato dalla prova. trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato. mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola. Come un padre che mi ama. Portami un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà. Io dipendo. Senza di te non vivo. Portami in luogo Dove solo io e te ci guardiamo il momento. ti amo papà. Io dipendo del tuo amore, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza. mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre. Mi hai visto nella tempesta, trasformato la tristezza, vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà. Io dipendo del
dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, io dipendo del tuo amore, senza di te non vivo. Ti amo papà, io dipendo del tuo amore, senza di te non vivo. Ti amo papà, Io ti amo. Dipendo del tuo amore, senza di te non vivo. Grazie Padre per il tuo amore e della tua presenza in questo luogo. Grazie Gesù. Ti chiedo di sederti in questo momento. Di sedervi. Alleluia. Oggi vorrei condividere con voi la mia testimonianza. Fin da piccola i miei genitori mi portavano in chiesa, non tanto per fede, ma per cultura. Ma per me quello era un posto in cui io mi sentivo al sicuro, in cui avevo fatto molte amicizie ed ero felice. Ma quando smisero di andare in chiesa, tutto finì. In quel periodo i miei compagni di classe iniziarono a prendermi in giro per il mio aspetto, per la mia nazionalità e per tutto ciò che facevo. Anche quando cambiai scuola un anno dopo mi ritrovai le stesse persone e questo continuò per 8 anni. In mezzo a tutto questo caos io mi chiusi in me stessa e non volevo parlare con nessuno perché io non mi fidavo più di nessuno. Tentai varie volte di suicidarmi in molte maniere, facendomi del male, mettendo sempre la mia vita in pericolo, uscendo con le persone sbagliate che mi portarono a fumare e a bere. E più facevo queste cose, più mi deprimevo, tanto da portarmi a sedere sulle rotaie ad aspettare che un treno passasse. Ma quel treno non passava mai. E per la gloria di Dio, ogni volta che ero lì, qualcuno mi chiamava e io le andavo incontro. E allora sì, il treno passava. Ho passato 2 anni facendo queste cose finché un giorno mia zia mi portò in chiesa e io iniziai ad aggrapparmi al Signore e alla sua parola. Ma questo non fu affatto facile. Iniziai a vivere una vita di continua lotta spirituale. Se non era a casa, era a scuola e se ero da sola, era contro la mia stessa carne. Ci ho messo 1 anno a convertirmi al 100%. Mi sono battezzata nelle acque e ho fatto amicizie che mi portarono a una vita retta davanti agli occhi del Signore. Tutto ciò durò per 2 anni, ma a causa di vari problemi di salute mi sono allontanata dalle buone amicizie e dalla retta via. Ma non ho mai smesso di credere nell'esistenza di Dio, dato che l'avevo conosciuto. Quando i medici mi hanno detto che dovevo operarmi, avevo molta paura, anche perché mi avevano detto che se non mi fossi operata al più presto non avrei potuto camminare mai più. E anche dopo l'operazione c'era un'alta probabilità di vivere su una sedia a rotelle e quello che mi spaventava molto era che per fare questa operazione c'era una lista di attesa di minimo 2 anni. Anche se ero lontana dalla chiesa, mi ricordai che avevo un Dio che era al di sopra di tutti i medici della terra, un Dio che realizza l'impossibile. Quindi tornai a casa quella sera, mi inginocchiai e iniziai a pregare dicendo: Dio, se veramente esisti e tutte quelle cose che ho sentito sono vere, se veramente agisci fino ai giorni di oggi
e puoi compiere un miracolo sulla mia vita come facessi su quel paralitico, allora io tornerò alla tua casa. E dopo una settimana il dottore che si sarebbe preso cura della mia operazione e riabilitazione chiamò mio padre, dicendogli che sarei stata operata a maggio di quello stesso anno, e così fu. Quando me lo disse, non credevo che tutto ciò fosse reale, ero così felice, ma appena realizzai che in pochi mesi sarei stata operata, la paura di non farcela si abbatté su di me, ricordandomi delle parole del dottore. Avrei dovuto veramente vivere una vita così limitata, in cui non avrei mai più ballato, praticato il mio sport preferito, non mi sarei più allenata. Ormai mi ero arresa. Dio però aveva un piano ben diverso da questo. I medici in quel giorno dissero ai miei genitori che forse mi sarei svegliata solo dopo 3 giorni, ma mi svegliai solo dopo 2 ore dall'intervento. Dissero loro che non mi sarei alzata dal letto per minimo 2 mesi e mi alzai una settimana dopo. Dissero anche che non avrei camminato per minimo 1 mese e io camminai dopo 2 settimane dall'intervento. Tutto quello che gli uomini dissero, Dio lo smentì e nel giro di 1 mese uscii dall'ospedale e tornai a casa. Da quel giorno è passato poco più di 1 anno e oggi sono la prova vivente che Dio è vivo tra di noi e continua a prendersi cura del suo popolo come ha sempre fatto. Oggi, battezzata con il fuoco dello Spirito, glorifico il Signore che mi salvò da una vita di dolore e depressione, attraverso il dono che Egli mi ha dato, danzare. E più lodo il Signore, più Lui cura le altre parti della mia vita. Ele è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni e stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e grazie alle sue ferite siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù e ogni dipendenza spezzerà, ci donerà speranza e libertà, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra la paura e l'ansietà,
Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. In che potenza e guarigione c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. In che potenza e guarigione c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Alleluia. Vi presento Stephanie, vieni qua. Questa è la testimonianza di Stephanie. Solo un anno fa i medici hanno detto che lei non camminerebbe mai più e lei è qua che balla. Solo un anno e mezzo fa lei era in depressione e oggi è qua guarita. Vedete come lei balla e come lei ride. Questa è la potenza del nostro Dio. Lei non mi aveva raccontato la sua storia. Il giorno che è stato di breve la tavola, la sua mamma mi ha detto: sai che un anno fa la mia figlia, i medici hanno detto che lei non poteva più, non avrebbe mai potuto camminare e oggi lei balla per il Signore. Questa è la potenza del nostro Dio. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. 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 Amen. Quanti siamo qua per la prima volta? Siamo un po' di donne che sono in ferie, sono andate in ferie, ci hanno lasciati qua con questo caldo e sono andate al mare. Volevo chiedere, Tainara, prendi i ricordini là e porta. Tu che sei venuta per la prima volta, puoi alzarti in piedi in questo momento? Vogliamo un ricordino da darti. Noi abbiamo i nostri culti sabato sera. Se vi fa piacere venire qua a stare con noi, sarebbe molto bello vedervi qua anche sabato. Che Dio vi benedica. Qualche donna che è vicino, puoi abbracciare queste donne. Dici benvenuta alla casa del Signore. Dio non vedeva l'ora di vederti qui.
Alleluia. Allora, facciamo la 10ª offerta. Amen? Chiedo alla Tai di portare qua. La Tai oggi fa tutto, Tai. Vieni qua, Tai. Puoi metterlo là in fondo, Tai. Non c'è bisogno di mettere qua davanti. Amen? Alza in piedi in questo momento. Benediciamo la tua casa, la tua famiglia e ogni offerta che il Signore metterà nel tuo cuore di portare qua. Noi siamo con un progetto di fare una chiesa per bambini. È un progetto che brucia tanto nel mio cuore in questo tempo. È un progetto in cui Dio mi sta parlando tantissimo sui bambini, perché noi dobbiamo investire nei nostri bambini. Noi vedremo bambini battezzati con lo Spirito Santo, bambini che profetizzeranno, bambini che avranno delle visioni nel nome di Gesù. Amen? Padre, nel nome di Gesù noi vogliamo ringraziarti, Signore, per ogni donna, Signore, che verserà, Signore, una 10ª, un'offerta alla tua casa. Signore, benedici, Signore, benedici la vita loro, benedici, apri porta, Signore, apri porta di un lavoro, apri porta, Signore, di qualcosa che loro stanno cercando, Signore. Padre, io so che loro porteranno con un cuore gioioso, non per ricevere niente, Signore, ma tu sei un Dio fedele, tu sei un Dio che ci benedici, tu sei un Dio che ci vuole vedere felici ogni giorno. E per questo, Signore, apri porta, Signore, noi preghiamo in questo momento per prosperare la tua casa, le famiglie qua rappresentate, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Benedici questa casa, benedici queste famiglie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete portare chi ce l'ha da portare. Ah no, queste 3 potete sedervi qua perché vi voglio guardare in faccia così. Vado avanti adesso, visto che siete stati nascosti, cercavate di nascondervi. Alex, c'è il banner della predica lì? Alleluia. Questa è la parola che Dio mi ha dato. Leggendo qua, non so se cosa pensate quando leggete una parola così, rituali. Rituale è una parola molto forte e che noi quando noi pensiamo ai rituali, noi pensiamo a cose brutte, cioè riti satanici, vero? Rituali. Però è da un po' di tempo che Dio mi sta parlando di questa parola. E lunedì eravamo qua, che sistemavamo in chiesa, e c'era anche là Catrini, dove era Catrini? Eccola. E quello là che c'è là è il tavolo di Santa Cena. E la Catrini mi ha detto: posso salire su questo tavolo perché dovevo sistemare i palloncini lassù? E ho detto: sì, puoi salire perché? Ah, perché è il tavolo di Santa Cena. E mi fa un po' così salire sul tavolo della Santa Cena. Io mi sono ricordata, ho cominciato a raccontare quando ero piccola come si faceva la Santa Cena. Era, non so se quanti sono credenti da quando sono nati qua. Nell'Assemblea di Dio si faceva così, si veniva lì davanti tutte le persone che dovevano lavorare, e veniva un operaio con una ciotola e con una bottiglia d'acqua, e le persone lavavano-si le mani davanti a tutti. Ti ricordi, Samantha? Davanti a tutti. Era un zelo molto forte. E quando si finiva la Santa Cena,
i pezzi che rimanevano da Santa Cena non si poteva toccare perché guai a chi toccava. Si portava in montagna, si faceva un buco per terra e lo mettevano lì. Era qualcosa di molto sacro, considerato. E con il passare dei tempi è cominciato a perdersi un po' di questo. Io mi stavo ricordando questo. E io volevo leggere con voi, prima di cominciare questa predica, Proverbi 31 e versetto 1. E quindi mi sono ricordata quel giorno lì, questa parola che Dio mi aveva ministrato nel mio cuore, rituale. Dice così, solo il versetto 1, parole del re Lemuel, massime che sua madre gli insegnò. Oggi si parla tanto di religiosità, vero? Avete sentito questa parola? Perché tutto quello che diciamo o quando agiamo, io sono contro la religiosità. A me non piace la religiosità, perché questo allontana da Dio. Ma siamo arrivati ad un punto e che non si può più dire niente, che tutto è diventato religiosità. Tutto quello che noi diciamo oggi è diventato religiosità. E arriverà un punto ancora più lontano in cui le persone, ogni cosa che la Chiesa farà su questa terra diventerà religiosità. Ogni cosa, come la Chiesa si posizionerà. Vedete tra 20 anni come sarà. E per questo esistono rituali, io li chiamo rituali, che sono importantissimi, che noi come Chiesa manteniamo, perché a volte ci dimentichiamo e diventa tutto moda e i tempi sono andati, i tempi sono passati e le cose hanno cambiato. Ma esistono cose che noi come Chiesa dobbiamo mantenere: il rispetto, la riverenza, il zelo per ciò che Dio ha messo nelle nostre mani. E vi ricordate quando vado dalla mia mamma, nei primi 3-4 giorni mia mamma mi dice sempre su, perché non sono più abituata e non mi ricordo più di alzarmi e dire pensa mãe, mi alzo e passo lei, cioè abbiamo dormito insieme. È una cosa così bella. Però vivendo da 20 anni in Italia, un po' ho perso questa cosa. Ma ogni volta che vado lì mia mamma mi fa ricordare il rispetto per lei, di chiedere la sua benedizione. E forse questo è diventato oltrepassato. Non sto dicendo che da domani tu arriverò da lì e dici chiedimi la benedizione, perché sarà un po' difficile. Però sono cose belle che sono diventate oltrepassate. Sono cose belle che portano rispetto, onore, zelo e che sono diventate oltrepassate. Io ho scritto un po' di cose qua. Una volta quando eravamo in chiesa, chi non piegava il ginocchio? Non sto dicendo delle regole qua in chiesa, ma sto dicendo delle cose belle che bruciano nel cuore. Quando si arrivava in chiesa, mai si arrivava senza piegarsi il ginocchio. Prima cosa che si faceva era grazie Signore perché io sono qui. Lo so che a volte tu preghi seduta, non c'è nessun problema, però vedere quell'arrendersi al Signore quando si arriva. E 2 o 3 settimane fa è venuto un ragazzo a suonare con la batteria e quel giorno ho pianto. Perché lui ha 16 anni e lui è entrato nella batteria e prima di toccare qualsiasi cosa si è inginocchiato nella batteria e ha reso grazie al Signore per il privilegio di essere lì. E sono cose che ci stiamo perdendo. E non è le persone là fuori che porteranno avanti tante cose belle che il Signore ci ha insegnato. Esistono tanti modi di rendere zelo e amore alla casa del Signore, a Dio, alla presenza del Signore, stare alla sua presenza.
lasciare un momento per Lui, stare, arrendersi alla sua presenza. Non sono cose che sono passate, ma tra un po', se noi diciamo pieghiamo le nostre ginocchia, le persone diranno che religiosità, è religiosità questa cosa. No, è un arrendersi al Signore, sentirsi libero. Io sono andata a una festa di fine anno di Benjamin e ogni anno che vado io continuo a guardare, perché arrivano le donne del Sri Lanka, penso, non so se è Sri Lanka o indiane, e loro hanno così orgoglio della loro religione. Nessuno lo fa questo. Loro aprono un buco in mezzo a, ci sono 1000 persone, perché sono 10 classi, mamma, genitori. Loro aprono un buco, mettono le loro canzoni e ballano davanti a tutti. E ballano come se tutti adorassero quello che stavano facendo. Io guardo le persone così che non guardano neanche, fanno finta di niente o guardano un pochino e poi, ma loro continuano con un orgoglio, con una vivacità di quello che loro sono, di quello loro hanno. Sapete chi noi siamo? Siamo il popolo eletto dal Signore, scelti, l'unico popolo che conosce la vera verità, l'unico popolo veramente libero. Sapete chi siamo? Molte delle volte non guardiamo e non capiamo chi siamo e dimentichiamo le cose, perché il mondo cercherà di inondarci con le cose. Questo è poco ma sicuro. Il mondo cercherà di distrarci dalle cose, questo è poco ma sicuro. Ma io ho cominciato da un mese, Benjamin ha un po' di problemi in abbracciare le persone. E lui si alzava, Lia veniva a abbracciarmi subito, correva, mi abbracciava. Ciao mamma, mi riempiva di baci, mi diceva prendimi in braccio e fammi così. Ma Benjamin ha sempre avuto un carattere più chiuso. Allora l'ho seduto da oggi in poi e non accetto più che tu ti alzi e non saluti e non venga ad abbracciare. E tutto è cambiato. Perché forse io pensavo, ma che carattere diverso, come loro sono diverse tra loro. Ma mancava che io mi posizionassi come mamma e diceva, io ho bisogno di un tuo abbraccio. Benjamin, quando tu ti alzi, io ho bisogno di un tuo abbraccio. Ho bisogno di sapere che tu sei felice quando tu ti alzi. E è cambiato. Lui veniva in chiesa, adesso se notate quelle della lode, ho detto, quando tu arrivi in chiesa, tu vieni a salutarmi. Perché quando sono tornata da Camp Fusion, dopo 3 giorni, Lia è venuto e voleva starmi in braccio, e Benjamin, perché ha un carattere diverso. Ma io sono mamma, e se io non gli insegno, questo crescerà tra di noi una cosa così grande, che quando arriverà l'adolescenza, io non ci riuscirò più a trascinarlo verso di me. Allora ogni giorno, ogni mattina, io lo dico, vieni qua Benjamin, dammi un abbraccio. E lui viene, dammi un abbraccio, buongiorno mamma. E è molto bello per me. È molto bello perché io sono riuscita tramite un piccolo rituale a rompere qualche barriera tra di noi, che il nemico voleva metterlo. E forse tra qualche anno, nella sua adolescenza, sarebbe molto difficile da riuscire a farlo avvicinare a me. Il versetto che ho letto è, leggo qua, non c'è problema. Parole del re Lemuel, massime che le sue mamme gli insegnò. Questo è un capitolo bellissimo. È un Proverbi 31 è un capitolo bellissimo che noi cerchiamo di diventare la donna di Proverbi 31, vero? È un po' difficile perché è una perfezione. Ma io non volevo soffermare sulla donna, io volevo soffermarmi su Re Lemuel, che ha scritto questo. Non si sa niente di questo Re Lemuel, non si sa chi è il Re Lemuel,
Ma se sa una cosa, che la sua mamma gli ha insegnato come doveva essere, come doveva camminare, come doveva essere una donna. Pensa che madre era questa. Pensa che madre potente era questa, da riuscire piano piano a far che un re dicesse: io scriverò, quello che scriverò qua è quello che la mia mamma mi ha insegnato. E oggi Dio ci ha scelti per creare governatori, non per creare bambini che sono governati. Dio ci ha scelti per creare persone che non si lasceranno governare da qualsiasi cosa, ma per governare e per dichiarare. Quando le persone vengono contro di lui, dice: io so quello che la mia mamma mi ha insegnato. E la mia mamma mi ha insegnato ad essere così, ad agire così e a camminare così. Questo erano insegnamenti della sua mamma. Se voi potete a casa leggere il capitolo intero di Proverbi 31, vedete che mamma era questa. Ma io non penso che le è arrivato un giorno così, ma piccoli rituali ogni giorno, piccole cose ogni giorno che lo hanno fatto diventare qualcuno che cercava una donna virtuosa, che ascoltava le parole di sua mamma. Oggi è difficile un figlio, non nostri qua, nostri non sono difficili, nostri ascoltano. In nome di Gesù, se non ascoltano, da oggi in poi cominciano ad ascoltare. Ma se vedete là fuori, figli che picchiano le mamme, figli che urlano contro le mamme, Dio ti sta chiamando per creare bambini che non si lasciano governare, ma che governino. Dio ci ha chiamati per essere donne così posizionate e che non lasciano perdere. Ah, perché il mondo va così? No, dentro la mia casa, anche se ho 39 anni, mia mamma mi deu su. Abbiamo dormito insieme. Ah, scusa mamma, pensa mãe. E le prime volte Enrico trovava strano: ma perché tua mamma fa queste cose? Perché per lei è importante che noi rispettiamo e che noi quando ci alziamo diciamo: mamma, benedici la mia giornata. Stavo parlando di quelle persone che sono così felici della loro cultura. E Gesù dice: quando incontrate uno con gli altri, salutate con la pace del Signore. Gira dalla tua sorella in questo momento e dici: pace del Signore. Non sto dicendo di uscire urlando, ma così bello. Quando ti incontri con qualcuno, forse quella persona non ha la pace. Forse quella persona non ha la pace in quel momento e tu dici: la pace del Signore. Guarda che parola bella, pace del Signore. E la Bibbia dice che Dio non ci dà la pace come il mondo ci dà. A volte siamo pieni di difficoltà, pieni di problemi e siamo in pace, perché Dio non ci dà la pace come il mondo ci dà. E quindi quando tu arrivi da una persona fosse tormentata, fosse in depressione, dici: la pace del Signore sia con te. È bello. Non sto dicendo di uscire urlando, ma sto dicendo delle cose che non vogliamo che si perdano. Non vogliamo che si perdano. E tocca a noi portare questo, raccontare questo. Il Signore mi richiama sempre l'attenzione in tante cose, perché ogni giorno il nemico cerca di plasmarci come tutte le altre. Ogni giorno il nemico cerca di farci diventare come tutte le altre. Benjamin un giorno mi ha chiesto: ma perché io non posso fare certe cose e gli altri fanno? Io falei: perché tu sei l'unico, sei privilegiato, sei stato scelto per conoscere la verità.
gli altri non lo sanno, ma tu puoi sentirti onorato di sapere. Un giorno, Benjamin, tu guadagnerai tutta la tua scuola per Gesù. E lo dico questo, ma oggi loro non lo sanno e quindi non hanno colpa. Io lo so, ti sto raccontando a te. Loro non capiscono, ma tu capisci. Tu capisci. Oggi prima di addormentarsi, loro vengono da noi e dicono: venite a farci la preghiera. Non dormono senza la preghiera di buonanotte, perché loro sanno che quella è una protezione per la loro vita. La preghiera è una protezione per la loro vita. E qualche giorno fa, sto già finendo, non voglio... io ero in un negozio, sono entrata in un negozio e su tutti i camerini erano pieni di vestiti. La gente è entrata lì, si è provato i vestiti, invece di prenderli e metterlo là davanti, quello che non avrebbe portato via, ma tutti, non c'era un camerino vuoto, era un caos. Io sono entrata in quello più vuoto che c'era, cioè serio, c'era vestiti per terra e io ho provato un po' di vestiti. Io ho portato un po' di vestiti per prendere uno solo. E quando ero lì dentro guardavo tutto quel caos e lo Spirito Santo mi ha detto: chi sei tu? Lì dentro. Dopo mi sono seduta e ho scritto questo. Lo Spirito Santo: chi sei tu? Perché gli altri hanno lasciato questo caos. Quando tu uscirai, tu lascerai questo caos? O tu sei quella che aggiusta il caos, sistema il caos, mette a posto il caos? È ovvio che non mi sono messa a sistemare tutti i camerini, ma almeno non sono stata un'altra ad essere uguale a tanti e a lasciare il mio caos lì. Lo Spirito Santo mi ha richiamato e mi ha chiesto. Ho detto: è difficile essere credenti. E quindi oggi lo Spirito Santo ci chiede a noi: chi siamo noi? Siamo persone che stanno creando governatori, re di questo tempo? O siamo così fragili da essere trascinata? O siamo così fragili da vedere un caos e buttare il nostro caos sopra il caos? Noi siamo preziose per questo tempo. Noi siamo donne preziose per questo tempo, perché noi porteremo avanti i rituali. A volte è bello sederci e cantare qualche canzone antica. Tu sai qualche canzone antica? La gloria, a la gloria, a Ele a gloria, para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A volte è bello ricordarsi qualcosa che facevano i nostri padri. Io voglio fare un culto un giorno così, che si chiama Come cantavano i nostri padri, per ricordarsi qualcosa, perché oggi noi siamo spinti troppo in là. Il mondo ti vuole spingere sempre di più, sempre di più, sempre di più, e Dio ci vuole che noi ci fermiamo un attimo. Oh, aspetta, Dio vuole che noi non ci imbebediamo, ci ubriachiamo con tutto quello che il nemico ci dà. E quando noi vediamo non sappiamo più decidere. No, lascia che mio figlio faccia questo, intanto sono solo ragazzi. No, Dio non vuole che noi ci ubriachiamo. Dio vuole che noi siamo sobri sempre. E quando noi capiamo che stiamo andando troppo in là, dice: Dio, trascinami, fammi capire,
tirami l'orecchio, Dio, fammi intendere in che mondo io sto vivendo, perché non voglio essere una che butta il caos sopra il caos. Io voglio essere come la mamma di Lemuel, che ha lasciato un segno così grande, che lui non ha scritto niente dei suoi consiglieri, della sua storia. Quando ha dovuto scrivere, ha scritto su qualcuno che ha lasciato un segno così grande, indelebile, che lo faceva così ogni giorno nella sua vita, come i rituali, piccoli rituali. Dammi un abbraccio. E con questo abbraccio si rompono barriere. Ogni giorno il nemico cercherà di rubarci i nostri figli, ma ogni giorno Dio ci farà ricordare chi siamo noi e perché Lui ci ha chiamati. Non per creare giovani, bambini, adolescenti che sono trascinati, ma che sono governatori e che governano se stessi, e che non importa quello che il mondo dirà, non importa quello che il mondo proclamerà, loro diranno: la mia mamma mi ha insegnato così, la mia mamma mi ha insegnato a camminare così. Se tu non sei ancora mamma, Dio ti sta chiamando per cominciare a non lasciarti trascinare da questo. Posizionate. Se tu sei un adolescente, Dio ti chiama per essere l'adolescente migliore, quella che abbraccia gli altri e non quella che prendono in giro gli altri, quella che guariscono gli altri, quella che sistemano il caos. Non importa se gli altri ti giudicheranno male, ma tu sai chi sei, perché la tua mamma ti ha detto, perché Dio ti ha detto che tu sei una generazione eletta, un sacerdozio reale. Amém? Ti invito ad alzare in questo momento. Ti invito ad alzare in questo momento. Spirito Santo. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme. Ricordiamo questa canzone, che è una canzone che la conosco penso da 20 anni, ma che c'è qualcosa di molto bello, che dice che a Lui la gloria per sempre. Amém. Per sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, por ele, para ele, para ele são todas as coisas. a Ele a glória. A ele a
pregare per te. Voglio invitarti che tu venissi qua davanti, che tu mettessi davanti a Dio ogni cosa a questo momento. Dio ti ha scelto per qualcosa di straordinario. Tu sei molto preziosa per Dio. Tu sei molto preziosa per le sue mani in questo tempo. E il nemico vuole indebolirci la nostra fede. E io vorrei che tu venissi qua davanti. Insieme noi pregheremo, insieme noi adoreremo, insieme noi dichiareremo che siamo in Dio. Insieme noi alzeremo una preghiera per i nostri figli. Insieme noi dichiareremo che muraglie cadranno nella vita dei nostri figli. Insieme noi diremo al Signore: Signore, dacci una strategia. Dacci una strategia, Signore. Dacci una strategia, Signore. Signore, dacci una strategia, Signore, per come guidare i nostri figli. Forse tuo figlio è troppo lontano da te. Forse tuo figlio è distante da te, ma non è tardi. Non è tardi, non è mai tardi. Il nemico vuole dirci che è tardi, ma non è mai tardi. Dio ci ha chiamato come una profeta nella vita del tuo figlio. Dio ci ha chiamato come una profeta su questo tempo. Riconosco che sei il Signore qui davanti a te. Ciò che voglio solo, Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. riconosco che sei mio Signore qui davanti a te.
ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti spezzo ogni catena, ti spezzo ogni catena, ti sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascia ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro, ti spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoriamo. Porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, Gesù, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti ferita, porti guarigione mentre ti adoro. Spesso ogni catena, nel nome di Gesù, ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoriamo, mentre ti adoro. Fascia ogni ferita, fascia ogni ferita, porti guarigione, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. spezzo ogni Spesso ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, Fascia ogni ferita, fascia ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, spesso ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascia di ferita, porti guarigione mentre ti adoro, Yahweh qui, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascia ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. fascia ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro.
fascia ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione mentre tuo nome c'è potere per guarire, tuo nome c'è potere per mandare via ogni tristezza, ogni dolore che è rimasto dentro noi. Il tuo nome, Yahweh, Yahweh, il tuo nome ci guarisce, il tuo nome ci guarisce, Yahweh. Pode El Shaddai, Adonai, Yahweh, Gesù, donne guarite, donne restaurate nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, noi dichiariamo questo, Signore, nel nome del potente Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Puoi accendere la luce. Gloria a Dio. Amen. Chiedo alcune donne di correre in cucina a prendere i piatti per portare, ci abbiamo da mangiare, non solo cibo spirituale ma cibo anche carnale. Adesso non andate alla vostra casa senza mangiare niente, stare un po' con noi. Che Dio vi benedica, che Dio vi faccia alzare la vostra voce in questa nazione, che Dio vi usi nella vostra casa, che voi potete essere una potenza nelle mani del Signore e sapere che non importa quello che dicono là fuori, Dio ci ha chiamato per creare governatori e non essere governati. Amen? Padre, noi ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo per questo momento, per questo giorno, per ogni donna che è venuta, per ogni visitante, Signore, che loro possano portare il tuo Spirito Santo, che il tuo Spirito Santo possa continuare ad agire, Signore, nei loro cuori, nella loro famiglia, Signore. Benedici ogni donna che andrà lontano in questo momento, che ritornerà alla sua casa, Signore. Proteggi l'andata, Signore, hai protetto l'andata e quando sono venuti, Signore, proteggi anche quando ritornano, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Solo una cosa, abbiamo il nostro ritiro 11, 12 e 13 di settembre.
Ci sarà con noi una psicologa, una pastora, una missionária da Brasília. Saranno 3 giorni in montagna, con tutto incluso, da dormire, da mangiare, tutto. Sarà una benedizione. Chi è andato l'altra volta sa come Dio fa, come Dio guarisce la nostra anima lì. E c'è un costo di solo 50 euro per 3 giorni per mangiare. È niente. Per 3 giorni, per dormire e mangiare tutto incluso. Basta che voi vi iscriviate e venite. Amen? Venite ragazzi, venite, vi aspettiamo. Amen? Amen? Ah, c'è una persona che fa il compleanno. Nessuno sa suonare tanti auguri. Andiamo tanti auguri. Chi altro fa compleanno? Chi ha fatto compleanno questo mese? Mese di agosto, chi ha fatto compleanno? Solo la Tainá, che bello. Tanti auguri. Tanti auguri. Tainara, Tainá, via te. Dopo, guarda, ogni mese noi festeggiamo i compleanni del mese, poi questo mese è solo per te, guarda. Quindi dopo facciamo una foto, fate una foto lì davanti. Ci vediamo al nostro ritiro. Sabato ci vediamo, però ci vediamo con chi non può venire al nostro ritiro. Mese di settembre non ci avremo il nostro culto perché avremo il nostro ritiro. Amen?